siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Gloria a te, Signore, che perdoni le colpe e guarisci tutte le infermità. Eterna è la tua misericordia. Gloria a te, Signore, misericordioso e fideo straordinario, che dischiude per tutti noi e per l'umanità intera la porta della misericordia di Dio. Questa celebrazione, nella solennità dell'Assunta, inaugura solennemente i festeggiamenti in onore di Maria Santissima, venerata in questo luogo con il titolo di Madonna del Piano, Madre della Speranza, per una profonda esperienza di grazia e di riconciliazione. Ascolteremo con gioia il Vangelo della Misericordia che Cristo Signore, Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo, sempre fa risuonare in mezzo agli uomini, invitandoci a gioire per il suo amore annunciato instaccabilmente a ogni creatura. Preghiamo. O Dio, autore della vera libertà, che vuoi raccogliere tutti gli uomini in un popolo solo, libero da ogni schiavitù, e doni ai tuoi figli un tempo di misericordia e di perdono, fa che la tua Chiesa, crescendo nella libertà e nella pace, splenda a tutti come sacramento di salvezza e riveli e attui nel mondo il mistero del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Amen. Non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova. Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. Dalla bolla di indizione del giubileo straordinario della misericordia, misericordia Dominus. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi. Entreremo a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore.
e perdono. Io sono la porta, dice il Signore. Chi passa per me sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà pasto. Fratelli e sorelle carissimi, preghiamo il Signore. Gente che preme per entrare in questa porta, che entrerà finita la messa, entrerà nei giorni successivi. Io penso sia come un segno, un simbolo, come se noi adesso stessimo
rappresentando il quadro dell'umanità, dove ci affolliamo, non perché stasera è uscito un nuovo modello di iPhone, non perché un centro commerciale ha fatto una notte di offerte speciali, ma ci affolliamo qui davanti per chiedere misericordia. E questo è veramente come se noi in questo momento rappresentassimo il mondo intero, perché quanta gente in questo momento chiede misericordia. Quante mamme nei paesi colpiti da ogni forma di violenza ormai, che non sono più quelli, ma sono tutti, magari guardando i loro bambini, per loro dicono e chiedono misericordia. Quante persone che vediamo sole nella difficoltà, nel dolore, colpite dalla vita, quante persone incrociano i nostri occhi e noi non sappiamo che dire, ma una cosa la sappiamo dire, la possiamo dire: misericordia. E siamo qui stasera, una folla immensa di persone, a farci proprio interpreti di questa preghiera che è di ogni cuore, di ogni persona, di ogni uomo, di ogni donna: misericordia. E misericordia non è una invocazione di chi s'arrende. Misericordia è l'invocazione di chi dice: un po' d'amore, abbiamo bisogno di un po' d'amore. E non si chiede misericordia per gli altri solamente, si chiede misericordia per se stessi. Ci si guarda dentro il nostro cuore. Se uno si mette a fare l'esploratore del proprio cuore, comincia a vedere tanti angoli in cui là c'è un risentimento, là un rancore, là c'è qualcuno che non esiste più. E allora mi guardo il cuore e dico: un po' d'amore, misericordia. E quando noi facciamo questa preghiera di misericordia, d'amore, la facciamo sempre con grande intensità, ma quando la facciamo guardando negli occhi Maria ci sembra che la nostra preghiera diventi più forte, perché in lei vediamo una mamma, e una mamma, noi lo sappiamo, è maestra di misericordia, perché se nella nostra vita c'è qualcuno, c'è stato qualcuno che ha sempre girato pagine, ci ha sempre dato una carezza, ci ha sempre detto di andare avanti e ha sempre fatto finta e fa finta che niente sia accaduto, è proprio la mamma. Allora noi guardiamo Maria negli occhi e chiediamo a lei che questa nostra preghiera di misericordia, che rappresenta la preghiera di tutto il mondo, sia una preghiera che veramente sia forte nel suo cuore, perché raggiunga il cuore di Dio. E la lettura che abbiamo fatto questa sera, la prima lettura, che ci racconta di come un popolo completamente abbattuto e sconfitto come quello degli ebrei riprende coraggio, perché vede che al centro dell'accampamento, nella tenda, viene fatta entrare l'arca dell'alleanza, il segno della presenza di Dio. Ci fa pensare che pure noi stasera siamo come questo popolo immenso, un po' sconfitto, un po' abbattuto, un po' in difficoltà, con tanti dubbi, con tante paure. La nostra arca è Maria e l'abbiamo messa qui al centro della nostra Chiesa,
proprio per dirci questo: donaci la certezza della presenza di Dio e donacela attraverso questo grande miracolo della misericordia. Ricordaci sempre che qualunque sia la nostra vita, qualunque sia il nostro cammino, qualunque siano le nostre fragilità, i nostri errori, c'è sempre qualcuno più grande di noi che è capace di darci una carezza, di rimetterci in piedi e di mandarci avanti. Chiediamolo per noi stessi, lo ripeto, chiediamolo per i nostri amici, per le nostre famiglie, questo dono di Dio misericordia, chiediamolo a Maria. Guardiamola negli occhi e diciamo: Maria, veramente, aiutami a ritrovare i sentieri di Dio, i sentieri dell'amore, i sentieri del perdono. Fa che io sia un segno di misericordia. Chiediamolo con tutta la fiducia che abbiamo nel cuore, adesso guardandola negli occhi, mentre ci vengono in mente le persone che ci sono care, le persone che amiamo, le persone che non ci sono più, le persone che sappiamo che esistono solo perché vediamo la televisione, ma che sappiamo aver tanto bisogno di amore. Ecco, per tutti loro la guardiamo negli occhi e diciamo: Maria, misericordia. Fratelli e sorelle, il nostro pensiero ora si volge alla Vergine Maria, Madre della Misericordia. La dolcezza del suo sguardo ci accompagni in questo anno santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. O Vergine Santissima del Piano, che ti sei degnata di abitare nella terra di Ausonia e di stabilire la tua dimora in un tempio a te costruito dalla pietà dei tuoi devoti, guardaci, ti preghiamo, con occhio benigno, difendici da ogni avversità e, come hai indicato miracolosamente le tracce del tempio che si doveva edificare, mostraci la via che dobbiamo percorrere per giungere alla patria celeste. Allontana dal nostro cuore ogni affetto meno santo e dalla mente ogni pensiero meno puro, e ci raffreddi nella nostra devozione. Così noi, sotto la tua potentissima protezione materna, possiamo essere sicuri di salvarci e di venire quindi a cantare le tue glorie nel cielo. E quindi grazie per essere stato qui, per averci donato il dono della Porta Santa per questi 8 giorni, e in modo che possiamo sperimentare ancora di più la tenerezza di Dio Padre attraverso anche le mani di Maria Santissima. Ringrazio anche i sacerdoti che, mentre noi siamo stati a celebrare l'aprire della Porta Santa, si sono dedicati alla confessione. C'è Don Luigi Ruggero, Don Sirian Indiano che sta sostituendo Don Andrea a Torino, c'è Don Shaolin, e ringrazio i sindaci presenti, sia quello di Ausonia che quello di Torino, le autorità civili e militari. Ringrazio tutti i collaboratori che mi stanno dando una grande mano, altrimenti tutto questo non era possibile. Tutto questo è un servizio alla misericordia di Dio. Ecco, non faccio altre, non mi allungo, ricordo solo che domani
Le Sante Messe sono alle 7, alle 8, alle 9, alle 10:30 al mattino e il pomeriggio alle 17:30 e alle 19. Tra poco, magari fra un quarto d'ora, inizieremo la celebrazione penitenziale e continueremo ancora a confessare noi sacerdoti almeno per un'oretta o almeno da quando starete in giro. Non devo dire altro, c'è il programma, chi non c'ha il programma purtroppo le copie cartacee sono finite. Ausonia, attraverso le parole di Calenzio Elisio, che è stato uno dei promotori per la costruzione di questo santuario, che ci aiuteranno Maria Grazia De Ruggero e un maestro, perché purtroppo la violinista si è fatta male e ci manda un sostituto. E il venerdì avremo il concerto della corale polifonica di Ausonia. Per le nostre famiglie, per questo mondo, e ti ringrazio di avermi accolto a fare questa festa straordinaria insieme con voi. Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate a pace.